Buongiorno da Telefriuli e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca con il colpo che è stato messo a segno ieri sera da malviventi a casa del centrocampista dell'Udinese Wallace. I ladri si sono introdotti nella villetta del bianconero forzando la porta d'ingresso e hanno rubato diversi orologi di valore e abiti griffati. Complessivamente il valore degli oggetti rubati ammonta a 200.000 euro. Una volta messo a segno il colpo, i ladri sono fuggiti, colpo che è stato messo a segno mentre era in corso di svolgimento allo Stadio Friuli la partita tra Udinese e Lecce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Udine che stanno cercando di acquisire immagini di videosorveglianza anche nel paese che possano aiutare nella ricerca e nell'identificazione dei malviventi. C'è stato un incidente nella notte a Meretto di Tomba in località Pantianicco, all'intersezione tra l'ex provinciale 52 e l'ex provinciale 101. Una persona al volante di un'auto ha perso il controllo della stessa ed è finita fuori strada in un campo, urtando il sistema di irrigazione, danneggiando e provocando un getto d'acqua verticale di 20 metri. Fortunatamente la persona che si trovava all'interno dell'abitacolo è rimasta illesa ed è stata aiutata ad uscire dalla vettura. Le operazioni a causa dell'acqua e del fango non sono state semplici. Un nuovo PD con un grande spazio alle donne e a chi si fa portavoce del disagio e di chi si trova in difficoltà. È in sintesi il modello ideale del nuovo partito di sinistra sul quale punta l'onorevole Paola De Micheli, unica candidata al momento alla segreteria nazionale del partito, che era Udine, per la presentazione del libro Il governo delle donne. Punta soprattutto sulla crescita delle donne all'interno del partito l'onorevole Paola De Micheli, ex ministro alle infrastrutture, che si è proposta alla segreteria nazionale del Partito Democratico. De Micheli, che al momento è l'unica candidata a ricoprire l'incarico di segretaria del maggior partito di sinistra, lo ha rimarcato a Udine in occasione della presentazione del libro di Fabiana Martini, Il governo delle donne. Domina il tatticismo tipico degli uomini in politica. Per noi donne conta molto di più l'obiettivo e come vogliamo percorrere la strada per raggiungere quell'obiettivo. Io non credo che questo sia un paese nel quale il tema della meritocrazia in questo momento sia presente, perché la stragrande maggioranza delle persone purtroppo nell'ultimo decennio rimane nella condizione nella quale è nata. Quale sarà, per concludere, la rivoluzione che intende apportare all'interno del PD? Noi siamo troppo spesso sostenuti, eletti e capaci di rappresentare le esigenze della cosiddetta ZTL, quando un partito di sinistra invece deve rappresentare chi lavora, chi cerca lavoro, chi vuole crescere partendo da una condizione di disagio. E restiamo a Udine dove la caserma di Prampero, sede del comando della brigata alpina Iulia, apre la sala Cimelia ai visitatori. Le sale Cimelia alla caserma di Prampero, sede del comando della brigata alpina Iulia, aprono ai visitatori in occasione del 4 novembre. L'afflusso di persone d'ogni età è continuo, a dimostrazione dell'interesse che suscitano le testimonianze del passato. La rassegna, che è inserita nella rete museale dell'ex provincia di Udine, è meta di visite anche da parte delle scolaresche in ogni periodo dell'anno. Varie sale che parlano di periodi storici ben specifici. Nella prima sala parliamo dalla nascita delle truppe alpine fino alla fine della Prima Guerra Mondiale e inoltre all'interno della prima sala abbiamo un'ulteriore sala, il nostro sacrario, dove all'interno ci sono i nomi di tutte le nostre medaglie d'oro. Poi abbiamo la seconda sala, che è la sala dedicata ai comandanti, dove ci sono tutte le immagini dei comandanti della divisione Iulia prima, della brigata poi. Per noi questo è il cimelio più importante, questa è la divisa originale che indossava Renato Del Din appunto il 25 aprile del 44. Tra divise, attrezzature e cimeli vari ci sono alcune particolarità che richiamano soprattutto i più giovani. Sono oggetti di varie epoche, di varie provenienze, che fanno capire appunto l'evoluzione delle trasmissioni, ma anche l'evoluzione dei nostri telefoni.
Rita Maffei è la nuova presidente del CSS, Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia. È stata nominata dal Consiglio di amministrazione dell'impresa cooperativa CSS di Udine. La regista e attrice, laureata in economia, scienze tecniche delle arti, dello spettacolo e del cinema, è da oltre 20 anni nel direttivo dello Stabile di Innovazione e co-direttrice artistica. Vicepresidente Fabrizia Maggi, anche nel direttivo del CSS da oltre 20 anni. Maffei subentra Alberto Bevilacqua, divenuto nuovo direttore dell'ente regionale teatrale per il Friuli Venezia Giulia. È la prima volta che una donna guida il CSS. Per me è un onore e una grande emozione ricoprire questo ruolo, ha commentato Maffei. Il compito di tutti noi del CSS è ora continuare a lavorare sul territorio regionale, nazionale ed europeo con l'obiettivo di creare le condizioni affinché ci siano nuove generazioni a condurre il nostro teatro nel futuro. Il CSS conta 23 dipendenti, ai quali si aggiungono ogni anno circa 250 tra attori, registi, artisti, tecnici e collaboratori. Andiamo ora a Coseano, dove il coro Musiche di Incanto festeggia i 40 anni di attività. Inatteso fuori programma al concerto sui 40 anni di Musica d'Incanto, corale di Coseano fondata nel 1982 con repertorio di villotte classiche e Missa Secunda Pontificalis di Lorenzo Perosi, arricchito col tempo da diverse messe, mottetti, canti popolari e brani di autori della musica classica sotto la direzione di Cornelio Piccoli. In ricorrenza del quarantennale c'era il concerto per tromba ed organo del duo Andrea Brusini e Massimiliano Migliorin, che si sarebbe dovuto svolgere all'organo collocato in parete d'ingresso in cantoria della chiesa parrocchiale di San Giacomo Apostolo di Coseano con strumento a canne della ditta Beniamino Zanin, datato 1933, ma già dalle prove sono emerse lacune armoniche strumentali che hanno giocoforza costretto i musicisti ad esibirsi all'organo elettronico a fianco dell'altare principale della chiesa. Un fuori programma non senza sorprese per il pubblico, che ha comunque avuto agio di apprezzare l'esibizione di giovani musicisti. Massimiliano Migliorin, formatosi all'organo e composizione organistica ai conservatori Tomadini di Udine e Tartini di Trieste. Andrea Brusini, trombettista formatosi allo strumento a fiato già dall'età di 3 anni, con maestri di prestigio, vanta già un curricula di riconoscimenti preziosi. Ci vediamo stasera alle 19 con l'edizione serale del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.